Presidente, il giorno 4 farete una grande manifestazione al Teatro Pirandello, cosa ci può anticipare qualcosa in anteprima? È la festa del medico e dell'odontoiatra, la cosa bellissima, il giuramento di Ippocrate da parte dei colleghi che si sono iscritti quest'anno, e consegneremo la medaglia d'oro ai colleghi che hanno raggiunto il 50° anno dalla laurea. Bella questa situazione, c'è chi arriva e chi parte. Chi compie 50 anni di laurea passa il testimone ai giovani, e sicuramente i giovani dovranno fare quello che hanno fatto gli anziani, quelli che hanno fatto la sanità grande, la sanità agrigentina. Quindi un momento di aggregazione importante anche per chi si approccia all'attività. È importante l'entrata, diciamo, nella casa dei medici e degli odontoiatri da parte dei nuovi iscritti. L'ordine è con loro.